ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, tutte forma e sarà nostra. Bentrovati a Ciao tutti. a tutti. Eccoci Ciao qua. Carletto. Ciao bella, come va? Non c'è male, grazie. Te che dici? Ah sì, va. Sì, basta. Te che Non ho parlato male, dai, tanto. ringraziando Dio. Oggi vi proponiamo il pollo al curry. Questa spezia particolare. Gialla buonissima. Sì, fanno anche bene le spezie gialle. Certo che fanno bene. Vedi, quindi. Quali sono gli ingredienti indispensabili per preparare questa ricetta? Il petto di pollo, poi un po' di farina QB, quanto basta, poi servirà il curry, ovviamente, questa spezia che abbiamo già detto, del sale e del prezzemolo e l'olio, un po' di olio, insomma. Esattamente, olio extravergine d'olio. Va bene. Semplice anche questo, è veloce anche questo, Facili. ma sfizioso. Allora, vi stiamo proponendo delle ricette davvero abbordabili, facili da preparare. Esatto, insomma, esatto, tu potrei fare niente. Allora, abbiamo il nostro petto di pollo e il mescione con della farina che commessa con del curry, con la spezia, mescione la farina col curry. Certo, petto di pollo. E infarinum bene i nostri petti di pollo e mettiamo nella padella a rosolare. Con l'olio. Esattamente, con l'olio extravergine. No, messo che ti scompetula su te, messo. Ma cosa? Sì, cosa? Che mi impecchi? Empetolas. Impetolas. E sai cosa vuol dire? Empetolas. No. Neanche sto. No. E sa mia cosa vuol dire? Empetolas. Empetola, stampè in piedi, empetolas. Terry, ma ti troviamo in splendida forma. Grazie. Tu sei così bella per Michel Arpin? Oui. Ma chi è? Mio marito. Ah sì? Sì. Ah, è un marito francese? Sì. Che fa lo stilista? Sì. È lui che ti veste? Sì. Beh ragazzi, ma allora qua siamo a livelli altissimi. E qualcosa sul dialetto, tu Terry lo sai, conosci qualche parola? Vediamo, dai. Empetolas. Empetolas potrebbe essere sporcarsi con qualcosa, oppure potrebbe anche essere empetolas, intromettersi in qualche cosa. Ah, ok, quindi siete empetolas. Perché chi è empetolato? Potrebbe essere, te siete empetolati con de calascetta là? Conosci qualcuno che si è impetolato con No. E se Non tu saprei. hai figli? Sì, uno. Uno, se si impetolasse un giorno con denasceta? Sposato felicemente con 2 bambine, non penso che Non si impetola più, si è già impetolato. ci ha fatto. Ciao, come ti chiami? Matteo Bramato, buonasera. Matteo, ciao, buon pomeriggio, addirittura il cognome, benissimo. Senti Matteo, tu sei non della Cadenza, non sei bresciano? No, sono della Puglia, provincia di Lecce. Ah ragazzi, chissà perché quando pensi a Lecce chiudi gli occhi, pensi al Salento, il piattoni di mare, di pesce di mare, il mare è bello, è così. I ricci. Mamma mia. Empetolas, è una parola un po' difficile effettivamente. Tu puoi... No, ovviamente. Vabbè, ti aiuto. Empetolas pare, così mi dicono i suggerimenti, significa sporcarsi, ingarbugliarsi, immischiarsi in una situazione, insomma, così. Ecco, questo è empetolas. Ah, empetolage? Empetolas. Empetolas. In Puglia, Lecce, Ti in piace Salento. farlo spiritoso con me? Perché? Perché? Perché se io ti dovessi chiedere t'ambrugliato, T'ha imbrogliato? Ti hanno imbrogliato? più o meno, ma non è proprio quello il significato. Non è T apostrofo, no. T'ha imbrugliato. T'ha imbrugliato, che inizia per M. E che significa? Significa pure appunto quello che tu hai detto prima. T'ha imbrugliato. Imbrugliarsi in qualcosa. Quindi se io mi t'ambruglio giù a Lecce da qualche parte, dalle tue zone, vuol dire che sono impetolato. Bravo. Te, col bestetolò lì, e parla un po' strano, eppure le Sares. De Sare, ma chi? Ma di Sarezzo, ma la no. di lì. Ah no, Salentino, non Saretino, Salentino, Lecce, la Puglia, E le vicine. l'Italia, le regioni, la Puglia, l'Adriatico, vabbè, va avanti, va.
Ti chiesto, mego Sì, il braccio, sì, il braccio e la mente, sì, la son sì. persa, andiamo un velo pietoso. Sì. Allora andiamo avanti con il nostro pollo al Stendiamo curry, lo con nostro che il velo farinome è il nostro petto con la farina e il curry, il forno rosolante, l'olio extravergine. Una volta che l'è bel dorato, che deve essere bel cotto, perché la carne del pollo che deve essere sempre bello cotto, ma raccomando, fin mio scappaca, il piccolo particolare che è il cento. Una volta che è bel sempre cotta. rosolata, la metto su la nostra spolveradina di petersen e il nostro pollo al curry le sa pronto. Ah, così? Sì, è una roba sì agile. Ma dai, ma sono davvero poto? cose semplici e gustose. Molto Che si gustose. preparano in poco tempo. Una domanda, ma tu durante le chiusure del Covid hai sofferto molto per l'assenza dell'estetista, della parrucchiera? No? Sì. Come te? Perché Gorgota ferro a posto? No, è tutto rigorosamente a posto, stai tranquillo. Ne parliamo fuori onda. Grazie. Arrivederci alla prossima. Ma che bontà!